Io mi sono congedato prima che De Marzi componesse Scappa Useletto, per cui quando ero in coro non ho potuto imparare da lì semplicemente perché la canzone ancora non esisteva. È stata composta nell'86 e lui sempre molto attento ai problemi della natura, sempre contro tutto e contro tutti quelli che la violentano. Si è messo e ha fatto questa canzone. Interessante ogni tanto andarlo ad ascoltare come la presenta, perché inizialmente aveva un filo conduttore e poi ha cambiato modo di vedere le cose, probabilmente anche lui con l'età è migliorato. A me piace presentare questa canzone in un modo ancora diverso e la dedico a tutti i genitori, a tanti genitori qui presenti e ai loro figli. Perché? Perché i genitori devono fare una grande prova a un certo momento della loro vita. Devono lasciare andare i propri figli che facciano la loro vita. E questo distacco è sempre una cosa particolare, una cosa difficile. Qualcuno la vive male, qualcuno la vive sempre con un'estrema preoccupazione. Però poi i figli devono farcela con le loro gambe, con le loro forze, con le loro capacità. E noi genitori, perché mi ci metto dentro anch'io e quasi tutti quelli che sono dietro di me, dobbiamo avere la forza e la positività di pensare che andrà bene. Sì, cadrà, sbaglierà, sicuramente avrà delle difficoltà e noi saremo lì anche pronti ad aiutarlo in ogni momento, ma rispettosi del fatto che lui deve farcela con le sue gambe. Ed è questa la parte importante, il messaggio che a me piace dire di questa canzone. C'è l'uccellino che deve spiegare il volo, deve farcela con le sue ali, se non ce la fa cade per terra e qualcuno lo mangia. Se non ce la fa in tempo a fuggire, il cacciatore lo vede e gli spara. E la metafora è tutta qui. Bravi genitori.